Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Todos con sombrero, el viento radioactivo despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Sveva, e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 1035 di oggi, mercoledì 16 di luglio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, le videopillole e molta altra bella robina interessante ancora. 0292947222 quando lo dirò io per il telefono, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Un'ultima cosa che vi voglio dire, ho fatto questo appello la settimana scorsa, ve lo voglio offrire anche oggi e domani. Vi ripeto, se state cercando lavoro nell'Alto Milanese, nella zona appunto di Bienate, cioè vicino Castano Primo, Legnano, posti così, ecco, potete telefonare qui 0331 07 2865, vi ripeto il numero 0331 07 2865. Il panificio dell'amico e un nostro ascoltatore Salvatore Gaudino. Ecco, lui sta cercando un fattorino, uno che guidi il furgone, quindi basta la patente B, per recapitare il pane all'alba nei suoi negozi. Quindi si tratta di 5 ore nemmeno di lavoro ogni mattina, dalle 4:30 fino alle 9 del mattino, dal lunedì al sabato, contratto regolare, marche, contributi, tutto quello che è previsto dalla legge. Quindi se avete voglia di cercarvi un lavoro, se vi serve un lavoro regolare, 0331 07 2865, panificio dell'amico Salvatore Gaudino. Dite che siete ascoltatori di Radio Libertà e loro capiscono. Va bene, sono quasi le 18:20, quindi cara Sveva, se tu hai pronto il nostro consueto diritto e rovescio, arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi.
Per capire il più recente atteggiamento di Putin a livello internazionale bisogna tener conto che le preoccupazioni di Mosca non si limitano solo alla guerra contro l'Ucraina, che pure sono molto importanti, ma riguardano anche i suoi quadranti strategici in aree che fino a poco tempo fa non erano assolutamente preoccupanti. Anzi, il primo problema è l'Iran, un paese che era molto importante per la Russia, se non altro perché gli forniva gran parte dei droni che Mosca usa contro l'Ucraina. L'Iran oggi è stato fortemente ridimensionato dagli attacchi degli USA e di Israele. Inoltre si sono deteriorati anche i rapporti fra Mosca e l'Azerbaigian, un paese questo che è diventato sempre più critico nei confronti della Russia. L'Azerbaigian con l'Iran è uno dei paesi in cui dovrebbe passare il corridoio nord-sud che da San Pietroburgo arriva fino a Bandar Abbas nel Golfo Persico. Putin quindi deve preoccuparsi anche di che cosa sta succedendo a sud del Caucaso. Anche il nord Europa è diventato preoccupante per Mosca perché le navi russe che forzano il blocco economico imposto dai paesi occidentali debbono essere scortate adesso dal naviglio di guerra russo per evitare che esse vengano ispezionate ed eventualmente fermate soprattutto dagli estoni. Niente da aggiungere come sempre all'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Lo ringraziamo per il suo diritto e rovescio che puntualmente tutti i giorni è una pillola di commento della realtà. Allora, si sono fatte le 18, 22 minuti e 7 secondi, diamo anche qualche aggiornamento con le ultime notizie. L'ANSA, c'è un flash, ciclista cade durante il Giro Val d'Aosta, è grave, ci sarà a breve un aggiornamento. Poi Israele-Siria, l'esercito israeliano colpisce l'area del palazzo presidenziale siriano. Gli USA si dicono molto preoccupati. Attaccato anche il quartier generale dell'esercito siriano, Katz, i colpi più pesanti sono partiti. Damasco, raggiunto un nuovo cessate il fuoco a Sueida, allarme UE per le sorti della città colpita dai raid israeliani. Turchia, Israele cerca di sabotare gli sforzi per la pace in Siria. L'incidente martedì, Andrea Stonelli, biker estremo ed influencer, muore dopo una caduta in bici in Val Gardena, Dio lo accolga. L'inchiesta a Milano, chiesto l'arresto dell'assessore Tancredi e dell'imprenditore Catella, perquisizioni in comune, Boeri, il mio operato è corretto. Gli USA, Trump, il licenziamento di Powell è improbabile a meno di frode, ma sta facendo un terribile lavoro. Il rapporto poi dell'INPS, nel 2024 l'età media del pensionamento sale a 64,8 anni, dai 64,2 del 2023. Per la pensione anticipata in media 61,6. Abbiamo poi la relatrice delle Nazioni Unite albanese, le sanzioni USA per Gaza violano la mia immunità. Marco Rubio ha definito il suo operato parziale e malizioso. Ancora lo stabilito il giudice monocratico, Cucchi e i depistaggi, altri 2 carabinieri sono stati condannati. Diamo un'occhiata allora alla BBC, la BBC che apre con Trump che ordina invece a Pam Bondi, l'Attorney General, ministro della giustizia, di rilasciare qualunque informazione credibile sul conto di Epstein, il miliardario pedofilo e sfruttatore di donne per i suoi amici e amichetti, tra cui ahimè anche il principe Andrea. Il presidente ha detto che soltanto della gente davvero cattiva vuole sviluppare delle teorie a proposito di questo violentatore di Epstein. E poi c'è la diretta appunto su quanto sta accadendo in Siria e Israele colpisce perché c'è una precisa motivazione. Diciamo così, sostanzialmente c'è questa spiegazione degli attacchi a Damasco da parte della collega Lina Sinjab della BBC che riferisce da Beirut. Mentre gli attacchi di Israele in Siria possono sembrare essere una dimostrazione di forza, sono molto più che un semplice mostrare i muscoli.
Il governo post-Assad della Siria è ancora nel suo stadio embrionale, il suo esercito e le sue forze di sicurezza sono deboli, frammentate e stanno ancora cercando di prendere il pieno controllo del paese. Subito dopo la caduta dell'ex dittatore Bashar al-Assad nel mese di dicembre 2024, Israele ha lanciato una improvvisa serie di attacchi aerei, colpendo oltre 400 siti militari in appena 48 ore. Lo scopo era chiaro: impedire una qualsiasi rapida militarizzazione che avrebbe potuto minacciare la sicurezza israeliana, in particolare vicino al confine nord. Sebbene la nuova leadership siriana abbia indicato di non avere alcun desiderio di fare una guerra regionale, e molto probabilmente ci sono anche in corso dei negoziati con Israele che sono supportati dagli americani, Israele vede tuttavia una linea rossa nella presenza di quelle che ritiene come forze allineate agli islamisti vicino alle comunità druse e vicine anche al confine appunto israeliano. Questi attacchi sono dunque molto più di un deterrente, sono in realtà un avviso, ma la campagna non è senza conseguenze, sta portando rabbia nelle strade siriane, sta anche dividendo l'opinione dei drusi, alcuni dei quali non vogliono più essere associati all'idea di essere cittadini israeliani. Alla fine della fiera questi attacchi sono sia politici che militari e servono a forgiare l'ordine post-Assad che sta venendo fuori in questo momento, prima che si consolidi. Ma adesso è il momento del Qui Parlamento, noi ascoltiamo l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, che ha parlato della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse e alla protezione dei dati personali. Sveva, quando sei pronta vai pure. Qui Parlamento. Onorevoli colleghi, come sapete la rimissione in aula di atti in fase ascendente è una delle prerogative dei gruppi, in particolare dei gruppi ovviamente di opposizione della 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea. E oggi noi, riflettendo su questo argomento e riflettendo su questa discussione, pensiamo di dover in realtà ringraziare i colleghi dell'opposizione per aver rimesso all'Aula questo parere motivato. Partiamo dal principio. La 14ª Commissione in questa legislatura ha ampliato enormemente, accelerato enormemente la fase ascendente, quindi l'analisi di atti europei, sostanzialmente per due ragioni: una iperregolamentazione nel senso un uso eccessivo dell'elemento del regolamento al posto dell'elemento della direttiva, in questo caso stiamo trattando di una direttiva, e l'eccessiva attività normativa da parte di Bruxelles, ovvero quella tendenza che ha l'Unione Europea, quella tendenza che ha Bruxelles negli ultimi anni di voler normare su qualsiasi materia, anche su materie dove andrebbe attuata la normativa nazionale e dove gli Stati membri potrebbero normare meglio dell'Unione Europea. E questa normativa è un ottimo esempio, perché addirittura questa direttiva va a mettersi sopra, quindi a comprimere lo spazio normativo nazionale, andando di fatto a annullare o sovrapporsi addirittura a un accordo internazionale, quindi una direttiva europea che va a sostituirsi addirittura a un accordo internazionale. Ecco, allora in questo caso siamo davanti a una situazione in cui Bruxelles non ha effettuato la valutazione di impatto, ritenendo che non esistano altre opzioni strategiche alternative da valutare che possano giustificare il ricorso a appunto la valutazione di impatto
d'impatto che abbiamo cercato, con i mezzi ovviamente della 14ª Commissione, di fare noi in Commissione Politiche dell'Unione Europea, con un ciclo di audizioni di esperti o comunque di quella parte di sistema paese che fa riferimento all'argomento. La direttiva, come ci sottolinea anche la relazione del governo, va ad incidere su aspetti quale quello dell'eccesso delle risorse genetiche marine di competenza esclusiva degli Stati membri, e sto citando il protocollo di Nagoya sulla Convenzione della biodiversità. Noi pensiamo che non sia assolutamente condivisibile l'assunto da cui parte la Commissione europea, da cui parte Bruxelles, secondo il quale gli obiettivi della medesima non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Le motivazioni della Commissione europea non sono infatti sufficienti, colleghi, a dimostrare la necessità e il valore aggiunto dell'intervento legislativo unionale in questo come in altri tanti campi. E allora ulteriori passaggi voluti da Bruxelles comporterebbero l'aggravio sia in termini amministrativi che in termini di burocrazia, che in termini finanziari per il settore. Infatti, disposizioni all'interno di questa direttiva prevedono obblighi che in gran parte duplicano o che addirittura si aggiungono all'accordo internazionale in essere e all'accordo su cui questa direttiva si sta andando ad inserire, appunto aggravando anche dal punto di vista finanziario. Allora, e qua torno da dove ho iniziato, ringraziando i colleghi dell'opposizione per aver rimesso all'Aula proprio questo atto in fase ascendente, per ribadire ancora una volta il sacrosanto diritto, forse troppo spesso dimenticato da Bruxelles: non legiferi l'Unione Europea dove possono legiferare gli Stati membri, non legiferi Bruxelles dove può legiferare Roma. Detto questo, non posso altro che confermare a nome del gruppo Lega il voto favorevole al parere motivato già espresso in 14ª Commissione. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Have you ever seen some people lose everything? First to go is their mind.
Responsibility to me is a tragedy. I'll get a job some other time. I want to join the band and play in front of crazy fans. Yes, I call that temptation. Give me the melody, that's all that I ever need. The music is my salvation. We're lost in music, caught in the trap. No turning back. We're lost in music. We're lost in music. Feel so alive. I quit my 9 to 5. We're lost in music. In spotlight, the band plays so very tight. Each and every night. It's no vanity to me, it's my sanity. I could never survive. Some people ask me, what are you gonna be? Why don't you go get a job? All that I can say, I won't give up my music. Not me, not now, no way, no how. Oh, lost in music. Caught in the trap. Caught up in our music. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, queste erano le Sister Sledge, Lost in Music del 1979, le 18:36 minuti e 58 secondi, quasi 18:37 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, noi tra qualche minuto manderemo in onda un faccia a faccia che io ho avuto il piacere di registrare questa mattina con il sottosegretario alla giustizia, il senatore Andrea Ostellari. Lo ringrazio ancora una volta per la sua cortesia e per la sua disponibilità, perché ieri, se vi ricordate, nel corso della puntata di Zoom, avevo letto a tutti voi questa notizia dell'ANSA in cui Ostellari e il collega, il sottosegretario Nicola Molteni, che però è sottosegretario agli interni, avevano detto: guardate che stanno per arrivare dei nuovi reati, stiamo pensando a ulteriori strumenti per garantire la sicurezza delle persone e di conseguenza vedrete che ci saranno delle novità. Allora, stamattina ho avuto la possibilità di colloquiare con il sottosegretario Ostellari e lui mi ha spiegato un po' come stanno le cose. Naturalmente non abbiamo parlato soltanto di questo, abbiamo parlato più che altro dello stato di questa magistratura, dello stato di quello che accade, se sia lecito, se sia moralmente accettabile, per esempio, che ci sia gente che vede le fotografie della povera Chiara Poggi stessa sul letto d'obitorio mentre le fanno l'autopsia. Gli ho chiesto se lui si sente tutelato davanti a un tribunale italiano. Voi come vi sentite? Piero Calamandrei diceva che il cittadino deve restare soggiogato, affascinato, abbacinato dal rito della legge. Ma voi, dentro un tribunale italiano, vi sentite garantiti oppure no? E anche su questo il sottosegretario Ostellari mi ha detto delle cose molto interessanti. Vi do un'anticipazione: nel 1967 questa domanda era stata posta a un gigante del diritto, un signore che è stato poi Presidente della Repubblica e che è stato oscenamente maltrattato e calunniato, ed è stato probabilmente, questo non lo dico io, ma lo dicono Amate e Barbera nel loro libro, nel loro manuale di diritto costituzionale, il Presidente della Repubblica più attinente all'immagine, all'identikit che viene tracciata dalla Costituzione sulla figura dell'inquilino del Quirinale, Giovanni Leone. Giovanni Leone, per chi fosse diversamente giovane, è stato un grande professore e studioso di procedura penale, è stato un grande avvocato penalista, un notabile della DC che non apparteneva a nessuna delle correnti della balena bianca, a lungo presidente della Camera, 2 volte presidente del Consiglio nei cosiddetti
governi balneari, erano governi che entravano in carica quando la DC andava in crisi, generalmente li facevano entrare in carica a giugno e poi ai primi di dicembre, votata la finanziaria, andavano in crisi e cadevano, ma questi servivano perché la DC prendesse, diciamo, un po' di tempo e facessero i conti interni al partito. Presidente della Repubblica dal 71 al 78, senza manco arrivare al semestre bianco, perché Leone venne azzoppato a partire dal 1975, venne azzoppato da un'inchiesta diffamatoria ad opera dell'Espresso, del settimanale L'Espresso, che peraltro nel 1978 vide anche l'uscita di un libro che si chiama Giovanni Leone, la carriera di un presidente, scritto da Camilla Cederna. Nell'81, dopo un processo molto sentito, molto sostenuto, i Leone vinsero la causa, la famiglia Leone, che era nel mirino di questo libro, vinse la causa, dovettero dare loro un risarcimento miliardario e i libri vennero mandati al macero. Leone, appunto, vi dicevo, alla domanda ma lei si sente tutelato da un tribunale italiano, nel 1967 davanti alle telecamere della RAI aveva risposto di no. Di no e di non sentirsi garantito soprattutto nel ruolo di imputato, eventualmente di imputato. E lo diceva un signore che, ripeto, da solo aveva fatto la novella del codice di procedura penale lavorando di notte e scrivendo gli articoli a penna, tanto per dirvi la testa che aveva quest'uomo, la capacità intellettuale di quest'uomo. Oggi le cose sono diverse, ma si parla ovviamente di riforma della giustizia. E allora, visto che si parla di riforma della giustizia, Sveva, se sei pronta, possiamo mandare pure in onda la chiacchierata con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ringrazio ancora una volta del suo tempo, e state a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Sveva. E allora, il gradito ospite di questa sera è il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità. Sottosegretario, intanto bentornato qui su Radio Libertà e volevo da lei insomma qualche chiarimento. Ieri sull'ANSA lei ha sottolineato come ci saranno dei nuovi reati che verranno introdotti nel codice penale e che si stanno studiando e si stanno preparando insieme anche con il sottosegretario all'interno Molteni per garantire maggiore sicurezza. Uno di questi era addirittura la procedibilità d'ufficio del furto. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma innanzitutto buonasera a lei, buonasera a voi e a tutti coloro che ci ascoltano. È sempre un piacere essere qui con voi e guardi, il tema è molto semplice. Noi abbiamo come Lega ovviamente sostenuto e avanzato le proposte principali del decreto sicurezza che è stato approvato da poco. Ecco, quello è uno strumento che contiene diversi dispositivi ed è un primo passo, l'abbiamo sempre detto, è un primo passo verso la creazione di un paese moderno, di un paese più sicuro, di un paese più libero per tutti. E il secondo step che noi vogliamo introdurre è ovviamente dedicato a una serie ulteriore di norme che non sono di nuovi reati, ma sono nuovi strumenti che consentono ai cittadini da un lato e alle forze dell'ordine di meglio tutelare le persone per bene. Mi riferisco in particolare al tema della tutela processuale che con Nicola Molteni stiamo elaborando e che porterà a difendere ovviamente soprattutto le forze dell'ordine, ma non solo, e tutti coloro che agiscono all'interno di una causa di giustificazione del reato. In particolare, ad esempio, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi, la legittima difesa. E poi stiamo ovviamente operando per riportare ordine dove l'ordine oggi manca e non c'è più.
in diverse città, non solo a Venezia, i cosiddetti furbetti, ladri professionisti, borseggiatori professionisti commettono i reati di furto con destrezza che non è previsto come procedibile d'ufficio. Cosa accade quindi? Che molto spesso la vittima, cittadino magari straniero, cittadino europeo, che viene nel nostro paese, subisce il furto, magari fa anche la denuncia, la querela, e poi però ovviamente ritorna nel proprio paese e lì quel procedimento poi viene sostanzialmente, svanisce nel nulla, senza nessuna conseguenza. E questo diventa quasi un premio per coloro che decidono di commettere questi reati. Credo sia arrivato il momento di dire basta. E anche a coloro che dicono ma questa cosa non si può fare adesso e non si poteva fare prima perché impatta sul PNRR. Beh, la risposta è molto semplice. Io credo che invece impatti positivamente sul PNRR. Perché? Perché avere un paese più credibile, avere un paese attrattivo, avere un paese dove le persone si sentono sicure, dove il turismo viene ampliato e protetto, beh, io penso che possa incidere positivamente sul PNRR e non in maniera negativa. E allora ecco perché la Lega insiste e dice adesso poniamo rimedio a quello che è stato prodotto nel passato di sbagliato e procediamo su questa linea. Quindi introduciamo la procedibilità d'ufficio per il reato che già esiste. Il reato già esiste, ma una procedibilità d'ufficio che consenta almeno di non essere presi in giro da coloro che intendono venire qui e magari commettere questi reati. Ecco, anche perché solitamente il piano è che il reato accade, viene preso, l'indomani costui è fuori. Quindi la gente giustamente sente, tra l'altro, certi tipi di furto. Io vedevo che la vostra fattispecie è quella del furto con destrezza, ma io penserei anche al furto in appartamento. Io credo che chi vive un furto in appartamento lo vive esattamente come una violenza che viene fatta in fondo al posto più sacro che ha, i suoi affetti, la sua vita, la sua intimità, se mi posso permettere. Certo, però quello del furto in abitazione è già un furto previsto procedibile d'ufficio. Il tema lì è un altro, è l'effettività della pena. Allora qui è inutile parlare del problema, diciamo così, dedicato agli sconti, no? A chi si preoccupa di aumentare lo sconto della pena piuttosto che lo svuotacarceri, premi e quant'altro. Io credo che sia invece opportuno riparlare di regole e di rispetto. Nel nostro paese se vieni e se intendi abitarci, se intendi lavorarci, devi rispettare le regole come lo fanno tutti coloro che in questo nostro paese vogliono vivere, crescere, avere una famiglia ed essere sicuri. Allora per permettere questo ovviamente dobbiamo partire dalla base, dal tema delle regole che devono ritornare di moda e dal tema del rispetto verso le nostre città, verso le nostre comunità, verso i nostri principi che sono quelli che fondano, diciamo, anche la nostra democrazia. E se vogliamo fare questo, ovviamente dobbiamo dotare le forze dell'ordine da un lato e i nostri cittadini delle misure che possano permettere fino in fondo di difendersi. Sottosegretario, un paio di giorni fa il collega Felice Manti su Il Giornale scriveva un inquietante articolo nel quale raccontava appunto dei giovani Maranza, cioè italiani anche di terza generazione, che però si radicalizzano, che però si preparano a compiere attentati, si preparano a compiere atti, diciamo così, che pur avendo 16 anni sono roba da adulti. È evidente che tutto il sistema delle norme, anche il giudizio da parte del Tribunale dei minori,
comincia a diventare palesemente inadeguato per gente che a 16 anni si sente già adulta e in grado di andare a fare stragi o sogna di fare stragi. Poi per fortuna arrivano le forze dell'ordine e li fermano. Però è evidente che il diritto è in affanno davanti a questo. Farete qualcosa? Beh, guardi, quello della, chiamiamola devianza giovanile, è uno dei temi che noi stiamo seguendo con massima attenzione. Però dobbiamo analizzare o quantomeno due aspetti. Il primo di una devianza giovanile che è determinata purtroppo anche da un uso sbagliato di strumenti elettronici, social e quant'altro, già ovviamente da ragazzi molto giovani. E cosa accade? Che il cellulare, ad esempio, banalmente, da strumento diventa per loro un luogo virtuale, ovviamente, ma che loro considerano invece reale, e reale non è. Quel luogo virtuale, in quel luogo virtuale magari uno può decidere di registrare, di fare video e poi anche di cancellarli. Ma nella realtà le cose invece non funzionano così. Se commetti un furto, un danneggiamento nel mondo reale, quello è un fatto che non riesci a cancellare, è un fatto che comporta un reato. Ecco, quindi c'è una mancanza di consapevolezza nei nostri giovani che decidono di radunarsi in queste, chiamiamole, baby gang. E devo dire che forse la cosa principale sarebbe la consapevolezza da parte dei genitori, quindi delle famiglie, di noi genitori, di prestare massima attenzione verso i nostri figli. Anche perché, e quindi passiamo al secondo punto, l'intervento poi della giustizia è un intervento che arriva sempre quando il danno oramai è stato fatto. Certo. Quindi noi possiamo anche pensare di introdurre nuove forme anche aggravate di reato? Sì, ma l'abbiamo già fatto con il famoso DDL Caivano, il famoso decreto quindi che è intervenuto, no? Un paio d'anni fa su questo fenomeno. E lì abbiamo introdotto ovviamente misure repressive e misure anche preventive, come l'ammonimento che è previsto già nei confronti di ragazzi dai 12 ai 14 anni, ma che coinvolge anche le famiglie, dando ovviamente sanzioni pecuniarie anche pesanti, intervenendo ad esempio nei confronti di coloro che non mandano i figli a scuola e che magari percepiscono il vecchio reddito di cittadinanza o l'assegno unico. Ecco, in quei casi la famiglia perde questi diritti se non mandano il loro figlio a scuola. Ecco, queste misure noi le abbiamo già introdotte, ma evidentemente quello che manca oggi è un'attenzione maggiore della famiglia e dall'altra parte forse un impegno anche degli enti locali nella individuazione e creazione di luoghi di aggregazione sani. Vedi i vecchi patronati che c'erano una volta, oggi magari si può pensare a qualcosa di diverso, vedi ad esempio anche le associazioni sportive, ricreative, culturali che magari formano un luogo ideale che tolga dalla strada questi maranza che ovviamente vengono pubblicizzati in maniera importante dai social, no? Che fanno girare e che secondo loro costituiscono il vero mondo. No, quello non è il vero mondo, quello è il mondo virtuale costituito da questa strumentazione che purtroppo sta causando un problema. Senta, mi avvio alla conclusione di questa chiacchierata e la ringrazio ancora del suo tempo, ponendole una domanda. In questi giorni si sta molto discutendo delle immagini dell'autopsia della povera Chiara Poggi che erano nel fascicolo d'indagine e che sono poi finite in mano a un possessore e c'è stato l'intervento del garante della privacy. Possiamo fare qualcosa per evitare queste cose che quantomeno moralmente sono discutibili, non so da un punto di vista giuridico, ma quantomeno moralmente sono imbarazzanti e discutibili?
Beh, penso, immagino che il garante sia già intervenuto o stia intervenendo, insomma, su questo ambito, no? Sì. Quindi è una vicenda ovviamente molto triste, spiacevole e che diventa anche veramente difficile commentare. Un'ultimissima cosa a proposito di riforma della giustizia. Nel 1967 quel grande giurista che fu anche Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, intervistato alla RAI alla domanda: ma se lei comparisse davanti a un tribunale italiano, si sentirebbe tutelato, si sentirebbe sicuro dei suoi diritti di cittadino? Lui rispose in tutta franchezza no, e parlava un grande avvocato penalista, un grande professore di procedura penale. Io non voglio parlare al sottosegretario Ostellari, non lo chiedo neanche all'ex pubblico ministero Ostellari, lo chiedo invece al signor Ostellari, No, beh, ma quindi io non al ho fatto il cittadino. pubblico ministero, non ho Sì. fatto il pubblico ministero, io ho fatto semmai l'avvocato, il magistrato onorario, sì, Ecco, il questo sì, magistrato il onorario. VPO, Ecco, però ho fatto l'avvocato. non lo chiedo neanche all'avvocato Ostellari, lo chiedo proprio al cittadino, il signor Andrea Ostellari. Ma se un domani le arrivasse un avviso di garanzia, lei davanti a un tribunale italiano in questo momento si sentirebbe tutelato nei suoi diritti di cittadino? Guardi, io dico questo, per l'esperienza che ho avuto nell'ambito della giustizia, ovviamente io sono ancora un avvocato iscritto, ancorché sospeso per ragioni ovviamente legate alla carica. Io ho invece una grande fiducia nella stragrande maggioranza della magistratura che ho conosciuto e che ho avuto modo di apprezzare. E guardi che la stragrande maggioranza della magistratura è quella che lavora, peraltro, in silenzio, in condizioni difficili e senza mai fare politica. Magari hanno delle loro idee politiche, questo è ovvio, ma non fanno politica all'interno dello svolgimento delle loro funzioni. E questo l'ho visto nei pubblici ministeri, l'ho visto nei magistrati giudicanti, l'ho visto nella magistratura anche di sorveglianza. Fanno questo lavoro ovviamente con estrema difficoltà. Quello che sicuramente posso dire è che è intervenuto un disequilibrio tra i poteri o tra gli ordini di questo nostro paese, il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. E questo disordine complessivo è quello che noi vorremmo tutti che fosse rimesso a posto. Ecco perché la riforma costituzionale sul CSM, in particolare sulla separazione e poi sull'Alta Corte, sono necessari e non certamente per punire qualcuno, come ci viene detto dalla sinistra, ma per liberare tutta quella stragrande maggioranza di magistratura che oggi non ha interesse a creare polemiche, anzi ha solo interesse a lavorare meglio. Ecco, questo credo che sia l'auspicio migliore per la magistratura, per la giustizia, per il Paese e anche per la politica. Ognuno deve fare il proprio. Più indipendenza c'è tra i vari poteri e meglio è per il futuro di questo nostro Paese che tutti noi vogliamo essere ancora più attrattivo rispetto a quanto non lo sia oggi. Molto bene, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo vedi com'è? Finisce che qualcosa non va da sé, a morire ti resta dentro, si muove con te,
cammina, respira la tua forza e sulla pelle scrive il nome che ti dà. Vedi com'è, lo vedi, l'uomo non va da sé, a morire si fa pensiero, si nutre di te e parla di te, ti compera la mente, fa saltare le difese, tacere le tue accuse, ti dà respiro giusto un'ora, poi ritorna ancora e ancora, vive con te, vive, tace dentro te, ma vive, e se vive di te, muore di te, e parla di te, e cresce l'abitudine a un'idea che in fondo vuoi che viva e vive con te, vive, si apre dentro te, poi vive e aspetta da sé il tempo migliore per crescere ancora, finisce col tuo giorno e ricomincia quando tu non puoi mandare la via, non può morire un'idea, la fai morire e vive, 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 tace in te, vive in te. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva. Ivano Fossati, e voi tutti mi scuserete se nelle mie metafore imperfette definirò ciò che egli fa filetto da mangiar crudo. È veramente qualcosa di straordinario. Un pezzo di Ivano Fossati è sempre un mondo, è un'opera d'arte cesellata finemente, è qualcosa pieno di anima, e sull'anima, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, si gioca tutto, tutto. Se non c'è anima, la vita non ha senso. Se non c'è anima, quello che noi facciamo tutti i santi giorni, anche stare seduti qua davanti a questo microfono alle 19, 4 minuti e 3 secondi di questo 16 di luglio 2025 è semplicemente routine. Invece no, con l'anima tutto acquista qualcosa. Ivano Fossati, non può morire un'idea del 1977. E qual è l'idea di cui parliamo? È l'idea della democrazia, della libertà, dei diritti, dello Stato di diritto, che è quello che Donald Tusk, il presidente polacco, purtroppo sta distruggendo, sta smontando pezzo per pezzo ogni giorno in Polonia. Si parla tanto dell'autoritarismo di Orban, quanto è brutto Orban, quanto fa schifo Orban, oddio mio Orban, il fascismo di Orban, ma quello che sta accadendo a Varsavia e dintorni
è qualcosa di molto più grave, è proprio calpestare le regole base della democrazia. Non ci credete? Tra poco ve lo spiegherà un amico, Vladimiro Reziok, che è contributor della Nuova Bussola Quotidiana. Lui è polacco, è stato uno dei più vicini, dei polacchi più vicini a Giovanni Paolo II durante il suo lunghissimo pontificato. Lui aveva libero accesso all'appartamento papale a quel tempo e lui è anche corrispondente dall'Italia per la Polonia di Niedziela, che è l'equivalente di Famiglia Cristiana in Polonia. Ma avremo modo di ascoltare le sue parole nel prossimo Faccia a Faccia. Intanto però vi dico che il telefono è già aperto, 0292947222, se volete dire la vostra, anche perché credo che la conversazione col sottosegretario Ostellari sia stata alquanto interessante. A me piace sottolineare una cosa di quello che Ostellari ha detto, e cioè che appunto la magistratura, grazie a Dio, è fatta di magistrati che ogni giorno lavorano duro, spesso si devono anche inventare delle soluzioni artigianali. Chissà, a proposito, qualche anno fa mi ricordo di aver visto un servizio della RAI girato al Tribunale di Locri, dove raccontavano che al Tribunale di Locri c'era un'unica fotocopiatrice a disposizione di tutti per fare le fotocopie degli atti, l'altra che c'era era rotta. Chissà se l'hanno riparata, chissà se oggi al Tribunale di Locri hanno sufficienti fotocopiatrici in esercizio, chissà se l'organico è giusto, perché vedete c'è anche questo problema, c'è un problema di ripartizione degli organici e così via. Eppure questi magistrati ogni giorno si alzano e fanno il loro dovere cercando di amministrare giustizia alle persone, proprio perché il brocardo latino, l'adagio latino che imparavamo da matricole di giurisprudenza era proprio quella: dami factum dabot ibi ius, raccontami il fatto e io ti darò giustizia. Ius dicere, dire il giusto, e la politica non c'entra assolutamente niente quando si cerca di dire il giusto. Va bene, andiamo a dare un'occhiata alle agenzie, perché purtroppo c'è una notizia che arriva dall'autostrada A1. Sapete che ieri sera c'è stato un incidente sulla direttissima A1, no? La cosiddetta variante di valico, come la chiamavano negli anni 90. È morta anche la bambina, gravissima la madre della piccola. Nello scontro di ieri sono deceduti i nonni e la zia materna della bimba di 4 anni. Cos'è successo ieri? Un camion ha travolto un'auto ferma in galleria e c'erano stati già 3 morti. Io veramente non ho parole per esprimere l'affetto e la vicinanza a questa famiglia. Vi voglio leggere la notizia. Il tempo che l'ANSA, il sito dell'ANSA mi squaderni la sua pagina, eccolo qua. È morta la bambina di 4 anni coinvolta nell'incidente di ieri nella galleria di base della A1 nel Fiorentino. Nell'incidente ieri sono deceduti nonni e zia materna della piccola, per cui è stato veramente drammatico. Io non ho... è difficile raccontare queste cose, perché è difficile trovare anche le parole per accompagnare tutto questo, perché tanti dicono: vabbè, ma il giornalista quando fa il giornalista deve essere il più possibile asettico. Sì, vabbè, però qui stiamo parlando comunque di una bambina. Ecco qua, siamo sull'ADN Kronos, non ce l'ha fatta Summer, la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto martedì 15 di luglio all'interno della galleria dell'autostrada 1 nel territorio di Barberino del Mugello, Firenze. La piccola è morta oggi, 16 di luglio, all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze, dove era stata trasportata in elisoccorso in condizioni disperate. Dio la accolga sta bambina. Summer viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme a nonni, zie e madre diretti verso il Piemonte. L'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è fermata improvvisamente nella galleria di base della variante di valico. È stata poi travolta da un tir in transito. Il violento impatto non ha lasciato scampo ai nonni Mauro Visconti, 69 anni, e Zoila Nidia Basulto Albucherchi, 65 anni, né alla zia Carla Stefani Visconti, 39 anni, tutti deceduti sul colpo. Con la morte di Summer, il bilancio dell'incidente sale tragicamente a 4 vittime.
L'unica sopravvissuta è la madre, Silvana Visconti, 37 anni, ancora ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale fiorentino di Careggi. È lei che era alla guida dell'auto al momento dell'incidente. La famiglia risiedeva a Gravellona Toce, provincia del Verbano, Cusio Ossola. La notizia del decesso della bambina è stata confermata dai carabinieri del comando provinciale di Verbania. Nel frattempo, l'autista del tir, continua l'ADN Cronos, risulta indagato per omicidio stradale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Firenze e puntano a chiarire le cause del tamponamento e le circostanze che hanno portato al drammatico arresto della Fiat Panda in galleria. Il pubblico ministero di turno della Procura di Firenze, Sandro Cutrignelli, ha già disposto l'esame esterno sulle 3 salme degli adulti. Questo è quanto. Posso darvi un consiglio? Siccome io quel tratto autostradale l'ho fatto spesso, fate l'autostrada tradizionale, perché da quando è stata aperta la direttissima, appunto, la variante di valico, molto spesso voi trovate, specialmente in questo periodo di gran traffico, cioè tutti si infilano dentro al tubo perché così risparmiano 20 minuti di viaggio. Ecco, siccome già siete in viaggio ed è estate, non è necessario, quei 20 minuti non vi cambiano la vita. Alleggeritelo il traffico, scegliete l'altro itinerario. Salite a 100 all'ora, è pieno di autovelox, quindi non potete fare gli eroi, a maggior ragione, però è la vecchia autostrada degli anni 60. Non c'è nessuno, gli autogrill generalmente sono aperti e sono praticamente vuoti. Soprattutto se uscite a Barberino ancora ci dovrebbe essere un ristorante dove si mangia bene, ma questo è un altro paio di maniche. Però vi ripeto, avete anche la possibilità di fermarvi con più calma negli autogrill, sgranchirvi le gambe, pigliarvi una bibita, qualcosa e riposare. Cioè, è estate, tanta gente che magari durante l'anno viaggia coi mezzi pubblici, tiene la macchina coperta, improvvisamente scopre di avere l'automobile. In tanti si buttano sulle autostrade e ve ne accorgete perché vedete come guidano, non usano le frecce, non fanno segnalazioni, viaggiano sempre perennemente buttati sulla corsia di sorpasso, non si sa perché. Nei tratti a 3 corsie Dio solo lo sa quello che succede, perché la corsia di destra e la corsia del disonore è quasi sempre vuota, per cui a maggior ragione vi dico occhio e se potete a questo punto scegliete l'autostrada tradizionale anziché la variante di valico, tanto quei 20 minuti in più ve li risparmiate di strada che potreste risparmiare, li guadagnate di qualità della vita perché potete fermarvi in un bell'autogrill su dalle parti di Barberino, non troverete problemi di affollamento e avrete anche il tempo di riposarvi un po' di più rispetto a dover viaggiare dentro la variante di valico che di fatto è un tubo, c'è sta galleria di base e poi un'altra serie di gallerie. Lasciate stare, non è periodo dell'anno per risparmiare 20 minuti di tempo sul vostro viaggio, se mi posso permettere. E occhio perché purtroppo, torno a ripetere, in questo periodo dell'anno, così come sotto Natale, così come a Pasqua, diciamo generalmente nelle feste comandate, puntualmente ci troviamo quelli che si credono nuvolari e di conseguenza quando entrano in autostrada fanno il cavolo che gli pare. Intelligenti pauca. Allora, noi adesso, visto che voi non telefonate, diamo un'ultima occhiata alle agenzie e in particolare torniamo di nuovo all'ADN Cronos. Eccolo qua. Quindi la notizia d'apertura purtroppo è la morte della piccola Summer, incidente a 1, auto travolta dai tir in una galleria, famiglia distrutta, morta anche la bambina. Gli esteri, Israele attacca la Siria, raid a sostegno dei drusi, colpita l'area del palazzo presidenziale di Damasco. Trump vuole licenziare Powell e cerca una giusta causa che non c'è. Caso Garlasco, il consulente della famiglia Poggi, sulla Garza nessun profilo completo di DNA, il genetista capra all'ADN Cronos
La caccia all'ignoto in questo caso non può ricordare quanto accaduto per l'omicidio di Chiara Gambirasio. L'urbanistica a Milano, richiesta di arresto per l'assessore Tancredi e l'immobiliarista Catella. La procura ha chiesto 6 arresti, indagato l'architetto Stefano Boeri, perquisizioni del comune, l'accusa incontrollata espansione edilizia, le accuse a vario titolo sono corruzione e falso. Per gli spettacoli, Maneskin pronti alla reunion, Damiano siamo cresciuti, possiamo comunicare meglio. Guardate, prima si riuniscono i Beatles, poi vi riunite voi. Quando si riuniranno di nuovo i Beatles, tutte e 4, magari vi riunirete anche voi. Grazie a tutti. Allora, noi adesso diamo la parola all'amico Vladimir Regiok, che ci racconterà quello che sta succedendo in Polonia. È una lunga conversazione, un lungo faccia a faccia, e poi ci saluteremo con le sorelle Bandiera, fatti più in là, del 1979. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani alle 19, alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora il gradito ospite di questa sera, che è anche un gradito ritorno, è Vladimir Regiok. Il nostro amico Vladimiro è sia corrispondente per l'Italia per il settimanale polacco Niedziela, che è l'equivalente di Famiglia Cristiana in Polonia, ma è anche un contributor per la Nuova Bussola Quotidiana. E appena ieri ha pubblicato un interessante pezzo, Polonia, con Tusk a rischio la difesa nei processi politici. Pensate un po', che cosa sta succedendo, Vladimiro, in Polonia? Per capire cosa sta succedendo in Polonia bisogna tornare alle elezioni politiche dell'ottobre 2023. Sì. Quell'anno finiva il governo del partito conservatore, il PiS, Legge e Giustizia, Sì. dopo 8 anni di governo, dal 2015 al 2023. Per sconfiggere questo governo conservatore, bisogna sottolinearlo, è stato sempre ostacolato e combattuto dalle oligarchie di Bruxelles, che non sopportavano il governo, come ho detto, conservatore in un paese dell'Unione Europea così importante come la Polonia. Hanno fatto di tutto a Bruxelles e anche a Berlino per cambiare il governo a Varsavia. Sì. Lo faceva la von der Leyen, lo faceva anche il presidente del Partito Popolare, Weber, guarda caso tutte e due tedeschi. Hanno puntato su una persona più filo tedesca come Donald Tusk. Ma per vincere il partito conservatore, che ha governato bene e che è stato accusato ingiustamente di non rispettare il diritto nel paese, con questo pretesto l'Unione Europea ha tolto i fondi. Tusk voleva tornare al potere promettendo il ripristino dei fondi europei. Ma per combattere il PiS, lui ha formato una coalizione formata da più di 10 partiti, molto diversi tra di loro. C'erano gli ex comunisti, che adesso si chiamano anche a sinistra, c'erano le femministe, i Verdi, il partito di Tusk, che si chiama Piattaforma Civica, dopo la Polonia 2050, e il partito contadino più conservatore PSL.
L'unico vero collante di questi partiti così diversi è stato l'odio verso il partito conservatore e anche la sete di potere e dei posti nelle stanze del potere. E io mi ricordo che non avendo il programma comune, perché è difficile avere il programma in comune per 12 partiti così diversi, l'unica cosa si demonizzava l'avversario politico. Come ha accennato, la gente che oggi è il potere, anche i ministri, lanciavano le parole d'ordine. Chiedo scusa per questa cosa, fottere i PIS. Questo era il motto prima delle elezioni. Purtroppo la demonizzazione dell'avversario politico continua anche dopo la vittoria elettorale, con i tentativi di colpire ed anche eliminare l'attuale partito dell'opposizione o attuali partiti dell'opposizione, anche violando le leggi e la Costituzione. Tusk già dall'inizio ha detto che lui ripristinerà lo Stato di diritto violando le leggi. Ha detto che lui interpreterà le leggi come vuole lui, violando anche, come ho detto, la Costituzione. I suoi un anno e mezzo di governo dell'attuale coalizione di Tusk è un fallimento, perché Tusk ha realizzato soltanto una minima parte delle promesse elettorali. Allora, per nascondere questa mancanza di risultati concreti dell'azione del governo, per il bene della Polonia, anche per il bene dei cittadini, lui organizza gli spettacoli delle vendette politiche che hanno questa funzione, distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti del suo governo, che sta indebitando terribilmente la Polonia, perché tanto per spiegarvi che cosa fa questa coalizione al potere, per dividere la torta del potere, Tusk ha creato un governo di 120 ministri e viceministri. Una cosa mostruosa, mai che il governo più grande nella storia della Polonia, che serve soltanto per dare i posti ai partiti che formano la coalizione. La stessa cosa succede nelle grandi aziende statali, che prima fiorivano, adesso hanno i risultati molto minori, peggiori che anche ancora qualche anno prima. Allora, il governo Tusk ha anche un'altra caratteristica. È il governo più anticlericale dalla svolta democratica in Polonia del 1989. I suoi parlamentari, che sono dichiaratamente o comunisti o atei, combattono i valori cristiani nella sfera pubblica
e prendono anche certi provvedimenti governativi che riguardano la sfera religiosa e che ricordano i vecchi tempi comunisti, come l'eliminazione dei simboli religiosi dalla sfera pubblica, il ridimensionamento dell'ora di religione nelle scuole, con la prospettiva di eliminarla completamente, e il progetto di eliminare anche il fondo ecclesiastico. E il grande scalpore ha avuto anche l'arresto di un sacerdote, padre Michał Olszewski, che per 7 mesi è stato tenuto in prigione. Si trattava di cosiddetto arresto esplorativo, che lui per mesi non ha ricevuto nessuna concreta accusa. Il suo arresto serviva a estorcere in qualche modo da lui le dichiarazioni contro il precedente ministro o viceministro della giustizia. E allora questo è il governo, l'attuale governo Tusk. Io spesso cito il caso del ministro dell'educazione che Tusk ha affidato ad una donna atea radicale, una dei capi del movimento pro aborto in Polonia, e questa donna è in Polonia di oggi è responsabile dell'educazione dei nostri bambini e dei nostri giovani. Questa donna che, come ho detto, vuole eliminare alla fine l'ora di religione nelle scuole, cambiando i programmi scolastici. Per esempio nella scuola prima c'era la materia che si chiamava l'educazione per la vita in famiglia. Questa cosa è stata eliminata da ministra Nowacka, e adesso vuole introdurre un'educazione alla salute che praticamente è la sessualizzazione precoce dei giovani, dei bambini, dei ragazzi. Questo è lo scenario attuale della Polonia. Ovviamente il ruolo principale in questa caccia ai avversari politici, in questo tentativo di distruggere qualsiasi opposizione politica in Polonia, il ruolo principale svolge il ministro, che dovrebbe essere il ministro. Per me è piuttosto il ministro della vendetta. Lui che ha cambiato i procuratori in Polonia, ha cambiato anche il procuratore nazionale, che non dovrebbe essere cambiato senza l'approvazione del presidente, ma in Polonia di Tusk il presidente viene ignorato. La stessa cosa viene anche ignorato anche il Tribunale Costituzionale. Tutti gli organi statali che non si sottomettono al governo vengono combattuti. Il governo Tusk ha tolto i fondi al Tribunale Costituzionale, cioè
la cosa, ci rendiamo conto che in Europa c'è un paese che non dà i soldi ai giudici del Tribunale Costituzionale. Ma come? Ma il cattivo Solo dell'Europa non era Orban? Cioè, ma perché Tusk può fare tutta sta roba e nessuno a Bruxelles gli dice mezza parola? Scusami. allora, Tusk in Europa è una creatura della Merkel, Ah, un politico filo tedesco, direi di più, in una conversazione privata che è uscita fuori recentemente, lui si dichiara come tedesco. Allora, abbiamo il presidente che prima di tutto pensa agli interessi di Bruxelles e della Germania, non agli interessi della Polonia. È una cosa incredibile, ma purtroppo questa è la realtà. Von der Leyen, prima delle elezioni del 2023, salutando Tusk a Bruxelles, ha detto apertamente: la prossima volta, quando sarò a Varsavia, tu sarai il primo ministro. ah, Questo spiega eh, come è forte la pressione di Bruxelles sui singoli stati per non far arrivare al potere eh, i partiti graditi a Bruxelles, cioè i partiti conservatori. E la stessa cosa succedeva durante le elezioni presidenziali che si sono svolte recentemente. Cioè, prima è stato allontanato il governo conservatore, adesso i poteri forti di Bruxelles volevano anche il presidente gradito a Bruxelles e a Berlino, e hanno puntato sul vice presidente del partito di Tusk, che è il sindaco di Varsavia, Trzaskowski. Per appoggiare Trzaskowski si è mosso un gigantesco sistema mediatico che comprendeva anche un po' di tutto, le televisioni, i giornali, ma prima di tutto il più grande portale internet in lingua polacca, ma in mano tedesca, svizzera, Onet. E praticamente tutta questa gigantesca macchina mediatica lavorava per conto di Trzaskowski, e malgrado tutto non sono riusciti a vincere. Trzaskowski ha perso e ha vinto Nawrocki, che era il presidente dell'Istituto della Memoria Nazionale in Polonia, un candidato indipendente, ma appoggiato dal partito il PiS. Durante nelle ultime settimane, negli ultimi giorni della campagna elettorale contro Nawrocki, i media hanno lanciato una serie di accuse menzognere proprio per distruggere la sua candidatura. Ma questa mossa terribile, perché lì si trattava proprio delle vere menzogne che lanciate contro Nawrocki. Malgrado tutto, la gente ha capito che dietro Trzaskowski c'è praticamente Tusk e Bruxelles, e ha votato Nawrocki. Ma adesso cosa succede? Viene contestato l'elezione di Nawrocki,
è una cosa assurda, perché Tusk e i suoi collaboratori dicono che la Corte Costituzionale, che dovrebbe proclamare il risultato delle elezioni, non è legittima. La Niente stessa, si tratta della Camera, una delle Camere del Tribunale Costituzionale, e la stessa che ha dichiarato la vittoria della coalizione di Tusk. Cioè, quando vincevano loro, hanno riconosciuto il tribunale. Adesso, quando vince un altro, non riconoscono il tribunale che dovrebbe proclamare la vittoria di Nawrocki. Per di più, Tusk, si è scoperto recentemente, ha tentato di influenzare il presidente del Parlamento, perché il presidente del Parlamento che convoca la seduta insomma del Parlamento e del Senato, no? per proclamare l'elezione del presidente. Allora Tusk ha tentato di convincere Hołownia, che è il presidente del Parlamento, della Camera Bassa del Parlamento, di non convocare questa assemblea nazionale, che insomma sono le cose che se fosse successo in Italia non so cosa succederebbe. griderebbero al fascismo, alla distruzione della Repubblica, eccetera, 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 mi pare ovvio. Cioè, è incredibile che la Polonia si sia ridotta così. Cioè, io immagino, voglio dire, tu l'hai conosciuto bene, Papa Wojtyła era un uomo il cui patriottismo per la Polonia era fuori discussione. Io non oso immaginare che faccia farebbe o che direbbe vedendo la Polonia di oggi. Ma prima di tutto Giovanni Paolo II sicuramente non piacerebbe al governo che sta adesso al potere. E volevo anche ricordare un altro fatto. A Toruń una fondazione privata, insieme con il Ministero della Cultura, ha costruito il museo Memoria e Eredità, come l'ultimo libro di Giovanni Paolo II. E in questo museo si voleva raccontare la storia tramite gli occhi di San Giovanni Paolo II. Allora, il museo non è stato ancora ultimato e adesso il governo Tusk vuole uscire da questo progetto in comune e richiama i soldi indietro. Cioè, nella Polonia di Tusk adesso si vuole distruggere la memoria di Giovanni Paolo II, ma non ci scordiamo che adesso ci sono al potere gli eredi dei comunisti dei tempi di Jaruzelski. Sono i figli o i nipoti della stessa gente che adesso, spacciandosi per pseudoliberali, combatte la Chiesa o combatte la memoria di San Giovanni Paolo II. Tutto si tiene, tutto si spiega. Senti, ma c'è un modo per fermarli? Cosa può succedere? La gente sta prendendo coscienza di quello che sta accadendo, sta montando una risposta, un'opposizione. Allora, prima di tutto si gioca, non dico tutto, ma quasi
nel campo dei media. Perché la prima cosa che ha fatto il governo Tusk, una settimana dopo l'insediamento del governo, era l'occupazione della televisione pubblica. In questo modo la televisione pubblica è diventato un tubo di propaganda del governo. Ma la società civile ha reagito in questo senso che hanno fondato, hanno creato per esempio 2 televisioni indipendenti, la televisione che si chiama Telewizja Republika e un'altra W Polsce. E queste televisioni sono di così grande importanza perché riescono ad arrivare con un'altra narrazione vera della realtà della Polonia. Io spero che la vittoria di Nawrocki è l'inizio di un cambiamento duraturo che ha messo in discussione il potere che è nato, il potere in Polonia, che è nato nel 1989, cioè questa alleanza di liberali e di ex comunisti. Vediamo, bisogna prima di tutto bisogna far capire anche qui che si vuole e Tusk farà di tutto per fare di Nawrocki un'anatra zappa, Sì. così si dice, Sì. con tutte le menzogne, con tutte le accuse. Si è tentato e si tenterà di sminuire il ruolo del presidente, che alla fine è l'unica argine allo strapotere dell'attuale governo. Il presidente Mattarella ha parlato una volta, ha detto che può essere una dittatura anche della maggioranza. E noi in Polonia abbiamo la dittatura della maggioranza e il nuovo presidente, come il precedente Duda, potrà essere l'unica margine a questa dittatura della maggioranza creata da Tusk. Certo. Senti, quando è che si vota ora in Polonia? Ormai fra quasi 2 anni, insomma, ancora, anche se questa maggioranza di più di 10 partiti comincia anche a un po' scricchiolare, perché la gente vede che Tusk non pensa al bene della Polonia e al bene della gente. E tanta gente è delusa. Per esempio, la sua presidenza adesso nell'Unione Europea della Polonia era un fallimento, insomma. I polacchi hanno paura, per esempio, von der Leyen è andato in Sud America, in America Dei Latina, BRICS, hanno paura dei BRICS. per stipulare un accordo con il Mercosur, Sì. che significherebbe praticamente la rovina dell'agricoltura polacca. Allora, di nuovo, Tusk ha accettato questa cosa, nessuno sa come sono le condizioni di questo accordo, ma si sa che i tedeschi, la von der Leyen è una tedesca, vogliono vendere in Sud America i suoi prodotti, le sue macchine e i suoi prodotti industriali e sommergere l'Europa con i prodotti agricoli, magari non della stessa qualità dei prodotti italiani o polacchi.
E allora la gente comincia a capire che questo governo non pensa a loro. La gente sta diventando sempre più povera perché l'inflazione, i prezzi sono sempre più alti, e anche certi alleati di Tusk adesso hanno il momento di ripensamento. Vedremo come andrà a finire, ma tutto questo succede perché Bruxelles lo permette. Certo. Non è un gran segreto che proprio Bruxelles voleva ripetere lo scenario rumeno in Polonia, per avere anche il presidente loro. Non è andata così. Adesso vediamo come sarà la convivenza tra Nawrocki, il nuovo presidente, e il governo di Tusk. Anche se è capace di tutto, tenendo conto già delle provocazioni fatte durante la campagna presidenziali e in queste settimane dopo le elezioni, perché dobbiamo aspettare il 6 agosto, no? L'inizio ufficiale della presidenza di Nawrocki. Molto bene, e allora vedremo che cosa succederà. Io ti voglio ringraziare come sempre, Vladimiro, è il piacere di averti ancora nostro ospite, perché qua il microfono è aperto per raccontarci della Polonia, paese che è certamente nel cuore di tutti gli italiani. Grazie. Grazie a tutti, buonasera. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Fatti più là, così vicino mi fai turbare. Fatti più là, così la testa mi fai girare. Quelle labbra che tu hai, quella bocca che tu hai, quell'odore che tu hai, io lo so perché son guai. Fatti più là. Pavento sento arrivare, fatti più là. Già la pressione mi fai alzare, con quegli occhi che tu hai, con gli sguardi che mi fai, con le mani che tu hai, tu mi tocchi dove sai. Fatti là, fatti là, fatti là, fatti là. Fatti più là, amore. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.